Amici di Mistopolini, continuiamo questi casting, siamo alla secondo sabato di casting. Vi presento subito l'aspirante Miss, la numero 29, nome e cognome? De Marchi Diletta. Oh, Diletta, come potete vedere è davvero alta. Io devo dirvi la verità, sono molto alto, però lei è veramente tanto alta. Quanto sei alta? 1,76. Ma con i tacchi arrivi a 2,15 m. E anche 20. Anche 20, 2,20 m, vabbè. Diletta, che bel nome, Diletta. Un bel nome. Io, come dicevo prima nel backstage, sembri una di quelle che studiano Oxford, Cambridge, sai, quelle facce da gran brava ragazza. Raccontaci un po' di te, cosa fai nella vita, quali sono le tue prospettive future. Studio al liceo scientifico di Gorizia e mi piace molto fare sport. Amo i cani, la natura, ma una passione proprio che ho è il mangiare. Cioè, io adoro mangiare e mangio tutto di gusto, veramente. Io devo dire che a guardare il tuo corpo statuario non si direbbe, però visto che siamo in argomento, allora a questo punto ti chiedo qual è il piatto al quale non puoi assolutamente rinunciare. Il gelato. Infatti appena finito qua vado a prendermene uno, 5 palline. Quindi. Gusto? Pistacchio, cioccolato, nocciola, stracciatella, nutellata. Vabbè, tutto, scusami, una gelateria ti piace? Magari mi piacerebbe infatti in futuro magari avere una gelateria, una pasticceria. Però un bel lavoro, io sarò sicuramente un tuo grandissimo cliente. Ti farò qualche sconto, dai, 50%. Grazie. Allora, sei Diletta, come mai a Mistopolini? Cosa ti aspetti? Al di là di aprirti una bella gelateria, cosa vedi per il tuo futuro? Un sogno importante da realizzare? Io sono venuta qui principalmente per un discorso di fiducia in me stessa, perché voglio acquistare un po' di grinta e penso che questo concorso mi possa dare questa possibilità. Io credo che tu hai fatto una gran bella cosa, allora, perché questa è una grande vetrina molto chiacchierata e sicuramente ti darà l'opportunità di mettersi davvero in contatto con te stessa, metterti davvero in gioco. In bocca al lupo! Crepi! Quella è la telecamera di Mistopolini, sono tantissimi coloro che ci guardano. A te la parola, saluta e di quello che vuoi. Ciao Martina, ti voglio bene. In bocca al lupo.